coraggio, chi ne ha paura, a cala l'occhio in terra per morti, sta ora da fornire, per te, stavolta si può chiudere, che fa, si resta sola a chiacchierare. Ci vuole ora senza scrupoli e tu sei tu e dopo vieni tu, come faccio senza te, come faccio a non morire, come faccio a non pensare a te vicino a me, come faccio senza te, come faccio a non morire, come faccio a non pensare a te vicino a me. Sorriso, sorriso da un tempo e tutto tu scorderai che mi sei fermato quando tu non mi vuoi bene più. Non tenga più la lacrima per te, sicuro l'anima, ma a te sti cose non ti portano, non può capire che muore senza te, come faccia senza te. Come faccio a non pensare a te, vicino a me, vicino a me, come faccio senza te, come faccio a non morire. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vedete, stanno lavorando, dai, stanno lavorando con la speranza che... Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno amici che mi state scrivendo. Sono contento che stanno lavorando, sta bella, 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 questa canzone è bellissima. E allora, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì, mamma mia, siamo arrivati al 19. E allora, come va? Tutto ok? Ecco il nostro buon Gesù che vi dà il buongiorno. Si prepara la trasferta all'Olimpico contro la Roma. Sono le 7:18 minuti 36 secondi. Benvenuti a questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia, in studio Rossella Matarrese in regia. L'orario l'hanno detto, che abbiamo iniziato anche tardi. E niente, oggi leggevo una bella notizia per quanto riguarda e concerne la questione della leucemia. Dice che hanno trovato la cellula. Speriamo che questa è una gran bella notizia, dai, perché veramente è una brutta malattia, cioè, molta gente è deceduta per la leucemia fulminante. Speriamo che questa è veramente una bella notizia, speriamo. Ecco perché io dico sempre, ai ricercatori bisogna dare i soldi, non alle cazzate, perché i ricercatori sono quelli che ci possono salvare veramente la vita.
buongiorno a Savino Rizzi, buongiorno a Pasqualino, buongiorno a Rino Verde, buongiorno a Lella Maria, buongiorno a Emiliano, mamma mia, quando non vado più, non vedo più, vediamo, Emiliano, sì, buongiorno, Ombretta, buongiorno, a Nicola Balice, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. E niente, dicevo, è una bella notizia, dai, questa è una bella notizia per quanto riguarda che hanno trovato questa cellula che dovrebbe alleviarci questo grande dolore per chi sfortunatamente lo becca, perché qua bisogna essere fortunati sia nelle gioie che nei dolori, perché qui siamo tutti sotto nello stesso cielo, sotto allo stesso cielo, e chi ha la fortuna di stare bene, e chi purtroppo molta gente si ammala e bisogna trovare la medicina giusta. Io auguro a tutti quanti voi di stare sempre bene, ma veramente sempre bene, perché la salute è la cosa più importante che possiamo avere, è la salute la cosa più importante, poi vengono i soldi. Certo che i soldi, se non ci sono i soldi stiamo in guaiato proprio, se non tieni la salute e non tieni i soldi, mamma mia. E niente, dai, buongiorno, io volevo fare un buongiorno diverso, ma ho appena detto che ho fatto tardi, tardi. Mi sono svegliato prima e poi, non sai quando ti appapazzi un'altra volta, e poi buongiorno, bella, stiamo avendo delle bellissime giornate. Oggi è mercoledì, gioca una grande squadra nerazzurra, una grande squadra che oggi rappresenterà l'Italia. Ciao, rappresenterà l'Italia, e io sono contento di fargli il tifo, anche se sono nerazzurri, però è un nerazzurro buono, genuino, che veramente sta dando grandi soddisfazioni a tutta la città di Bergamo e a tutti i tifosi dell'Atalanta. Stasera forza Atalanta, veramente con tutto il cuore. Oggi stasera farò il tifo, speriamo che passi il turno, perché è una bella squadra, è una squadra di pazzi, possono vincere con chiunque e perdere con chiunque, e io questo dico. Ieri c'è state due belle partite, il grande Liverpool ha perso, per dire, la Champions, fratelli cari. E allora io veramente vi auguro una gran bella giornata, un gran bel mercoledì di salute soprattutto. Oggi ho parlato di salute, la salute è la cosa più importante che esiste, ragazzi, la salute è la cosa più importante che esiste, mettetelo nella testa, veramente. Io vi auguro un buon mercoledì e auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, compleanni, qualsiasi ricorrenza, festeggiatela, perché è un momento bello, è un giorno bello, perché bisogna festeggiare qualsiasi ricorrenza. Ieri abbiamo avuto la data che la mia piccola Rosy deve fare la cresima, che gli facciamo tanti auguri. Io vi auguro veramente di stare bene.